Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3, pronti ad affrontare nuove e fantastiche avventure all'interno di questa fantastica palazzina dove ci ha lasciato l'elicottero che appena adesso ci ha lasciato. Abbiamo preso due belle pillole di antidolorifici, intanto si continuano a sentire degli insulti in portoghese da qualche stronzetto. Ecco, ho visto la gamba, eccolo qui. Guardate questo stronzetto, dobbiamo risparmiare i nostri antidolorifici nella maniera migliore ragazzi, perché ne abbiamo solo due pacchetti. Ecco un altro. Meu braco, 50 colpi alle braccia, wow. Allora, vediamo un po' che cosa fare. Innanzitutto diamo un'occhiatina qui intorno. Ecco, c'è una bella chiave, anzi no, quale chiave? C'è una bella pistolina d'oro. Vediamo che cos'è, anzi no, il pezzo del fucile. Ottimo, possiamo scendere da queste scale. A quanto pare no. E vediamo un po', non ho caricato gameplay di Max Payne 3 all'interno di questo periodo ragazzi, perché la connessione a internet non è stata delle migliori e quindi non ho avuto modo di collegare l'account e quindi non sono riuscito a giocare a Max Payne 3, però adesso ci rifaremo. Allora, vediamo un po', maledizione, non devo farmi colpire perché abbiamo pochi antidolorifici e... Che caspita stiamo facendo? Guardate quello là, ferito, continua a spararci. Ecco qua un altro. Ho visto che vi piace molto la modalità Superman ragazzi, infatti fiume di proiettili, wow, 1000 colpi sparati, siamo dei veri e propri gunner. Andiamo, l'abbiamo ucciso, mi piace molto la modalità Superman, adesso la rifaremo, guardate quello stronzone là sotto, adesso la facciamo ragazzi, andiamo. Fighissima, avete visto? Allora, vediamo un po'. Superman all'azione. Prendiamo la nostra 44 Magnum. Bene, bene, bene. No, dimenticavo che col shift non si corre. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua intorno. Diamo un'occhiata alle armi. Allora, gli Uzi li abbiamo finiti, ma adesso raccoglieremo tutto quello che c'è qua. Benissimo, un altro Uzo. Utile l'Uzo in questo periodo perché può essere davvero molto efficace, visto che attacchiamo in maniera rapida ed efficace. Allora, vediamo. Una porta non si apre, attenzione che ti fai... Anzi no, si è aperta? Ah, si apre solo dall'interno. Oi! Stronzo. Mamma mia ragazzi. Vediamo un po' cosa troviamo qua intorno. Ai, chi è che spara? Ai! Merda, guardate un po', ci ha perforato un polmone. Ma chi è stato? Non vedo nessuno io. Ah. Eccolo qua lo stronzetto. Ecco una bella pillola di antidolorifici, una bella aspirina. Ce ne sono ancora? Sì. Merda, abbiamo solo due colpi di Uzo. Usiamoli bene. Merda, come non detto ragazzi. Ho dovuto usare anche l'altro antidolorifico ragazzi, non ce la facevo. Allora utilizziamo la nostra 44 Magnum. Un bel fucile, basta con questa modalità bullet time. Allora, ecco qua la nostra pistolona. Merda, crepa. È morto? Ma come fa ancora a vivere ragazzi? Sarà ancora vivo. Cioè gli abbiamo sparato non so quante cose addosso ed è ancora vivo. Vediamo. Ah no, è morto, bene. Allora, visto che siamo riusciti a guadagnare questa posizione, diamo un'occhiata alle armi che abbiamo. Allora, Uzi non ne abbiamo più, quindi vediamo un po' cosa c'è qua a terra. Non c'è niente. Avanziamo sempre con calma. Andiamo qui. Munizioni, ecco un bell'Uzo. Un altro fucile a pompa. Ehi, ho sentito parlare. Attenzione ragazzi. Via. Dov'è? Pezzo di merda. Ricarichiamo. Bene. Vediamo un po', stiamo molto calmi. Eccolo qui. Appena ucciso. Benissimo. Stiamo attenti perché se hanno un fucile a pompa a queste distanze è molto pericoloso sopravvivere. Ecco qua, 3 colpi maledizione, dobbiamo utilizzare per forza il nostro fucile. No, 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 così non va. Prendiamo il fucile e basta. Bene. Degli Uzi, ottimo. Merda. Ricarichiamo. Per quanto ragazzi non ci ha preso. Esci fuori. Pezzettino di merda. Guardate con la calza in testa. Italian job. Fantastico film. Bene, andiamo avanti. Allora, fatti fuori. Usciamo. Ottimo, ottimo. Nascondiamoci qui dietro.
Vediamo un po'. Bella, ecco la modalità bullet time dove possiamo trivellare come vogliamo il nostro avversario. Però mi preoccupano un po' queste casse di alta tensione qua accanto. Abbiamo le spalle attaccate. And if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. I was up for one god-awful performance review. Wow. Vediamo un po' se riusciamo a ritrovare la ragazzina. Speriamo che non abbiamo preso la scossa. Perigo. Wow. Probabilmente vorrà dire pericolo. Andiamo avanti, molto attenti perché qua ci possiamo ritrovare davanti one of the un many uomo in un contenders batter for my d'occhio. epitaph. But if I didn't get to Giovanna soon, the Broncos would be writing hers tomorrow morning. This Praticamente was a l'avranno mess. uccisa già. Where the hell was Passos? We were two failed cops failing miserably at being bodyguards. He approached everything with about as little preparation. It was Giovanna's necklace. Now I just had to find the rest of her. Wow, abbiamo trovato la collana, quindi probabilmente Giovanna, la ragazza che stavamo seguendo, è passata di qui. Vediamo un po' se è vero. Nascondiamoci sempre. I had Nessuno. already wasted enough time. If I had any hope of saving her, I had to move now. Lo so, però se mi uccidono io devo ricominciare tutto da capo. Giovanna! Giovanna! Mi sa che non c'è nessuno. Over here! Non è che è una trappola, eh? What's happening? Where were Ah, you? eccola, eccola. What do I look all right? Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? Passos sarà quello di Star Trek, ragazzi. La scimmia. He's right there. My God, it's Raoul! Giovanna! Oh! What the hell are you doing? Giovanna! Hey! No, nothing. Go. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passo's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. A quanto pare la missione è stata completata, ragazzi, ed ecco che ci ritroviamo nuovamente all'interno dell'appartamento di Max con il solito Whisky Kong nelle sue mani. Mai sentito nominare, comunque abbastanza famoso per lui. Ma sì, ecco qua altri antidolorifici inghiottiti con l'alcol, ragazzi, una cosa davvero sbagliata da fare, però il nostro Max a quanto pare la trova una strategia perfetta per tenersi in forma. Vediamo un po'. Ecco un altro goccetto, ci sta tutto. Ecco qua una sorta di brindisi a chissà cosa. Ragazzi, una forza imminente nelle mani di Max, che ormai poverino si è tagliato tutta la mano. Un po' di follia nel suo passato l'ha portato a fare questi gesti inconsulti. Eccoci all'interno di un'altra sorta di flashback nei panni del capitolo 3, mercoledì 21:17. Vediamo cosa fare. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are. Ah, giusto, ragazzi, non eravamo in America, eravamo a San Paolo, in Brasile. L'ho dimenticato. Vabbè. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. We all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy, you can see that. I've tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. Finalmente all'interno di uno stadio calcistico e praticamente dobbiamo consegnare i soldi del riscatto a questi rapinatori. Praticamente parlano in portoghese, ragazzi, quindi è inutile che mi stia zitto, tanto non capirete ugualmente niente, almeno che qualcuno di voi sappia il portoghese. Allora, praticamente hanno rapito la moglie di quel fantastico cliente. Adesso noi, Max, insieme a questo fantastico Elvis Presley, dobbiamo consegnare la borsa piena di soldi. Allora, ecco le nostre pistole, AK-47, M9
Wow, sono abbastanza armati. What's he saying? Open the bag, show me it's full of money. Ecco qua, vediamo un po'. Sono pieni di soldi, vediamo. Guardate. Pressa, porra, di pressa. Easy, pal, easy. Un laser, un cecchino. Mamma mia, sulla torre. Sta ammazzando pure a noi. Ci ha preso. Ci ha preso. Maledizione. Il nostro Max è stato ferito. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. Merda. The money was Sono gone. stati feriti al and I was braccio. next if I didn't get off that field. Vediamo cosa possiamo fare. Probabilmente entreremo nell'azione. Eccolo Bullets qua. came from long range. Via. Non vedo niente, non vedo niente. Il laser mi ha preso. Dai ragazzi, ma come facevo a sapere? Cioè, la prima volta che mi trovo in una situazione di questo genere. Beh, riproviamoci. Eccoci qua nuovamente sugli spalti feriti. Allora, cosa dobbiamo fare? Praticamente ci sparano addosso e dobbiamo evitare il laser rosso, quel mirino laser di quel Barret che ritroviamo addosso. Vediamo. Come on, è certo che mi sto muovendo. Mi pare che non sto facendo. No, 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 no. Professionals and I was starting to feel Avanti. decidedly No, 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 amateur. no, no, no. Levati, 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 levati. Sì, 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 ce l'abbiamo fatta, benissimo. Ok, amico mio, hai un kit medico? Un qualcosa per levarmi questa pallottola di merda che ho nel braccio? No. Mi sa... Ah, sì, c'è un kit del pronto soccorso, bene. Vediamo un po'. I've been Attenzione shot a non more cadere dalle times scale than I perché could siamo un po' remember. intontiti. But this felt different. Maybe fate was sending me a message, trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I Tirati just su, Max, severed an tranquillo che ce la artery and was faremo. bleeding out like Dai, any attenzione number che of siamo un po' fools who got pendolanti shot verso playing destra. with guns. Either way, I was failing fast. Shit! Troppo dolore, non riusciamo ad avanzare. No! Hanno preso il nostro amico, dai che ce la fai. Butta quella merda di pistola, stronzo. Dai, 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 prendiamo la pistola per il nostro amico. A quanto pare ha studiato ginnastica artistica At least alla one of us stazione had di a polizia. gun Guardate un po' now. come l'ha That ridotto raised our questo chances poverino. of survival all the way from nil to slim. Andiamo, forza che ce la facciamo. Sì, più veloce che posso, sono mezzo zoppo. The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Allora, vediamo di rincorrere questi He went this stronzi. way. Magari riportare indietro il denaro e farci dire dove si trova la moglie. Entrata. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning Pensa sempre a bere, socialites Max. around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Wow ragazzi, sembra molto il Madison Square Garden, qua dove i Dodgers si fanno la doccia e tutto il resto. Guardate un po'. Allora, vediamo dove sono i nemici e quindi dov'è l'azione. Intanto sempre sangue a terra, una pantofola ormai logora. Aia. Che succede? Bene, andiamo avanti. Mamma mia, questa pallottola sarà stata davvero grande, enorme per fermare il nostro Max, visto che all'interno dell'episodio precedente si è beccato almeno 50 kg in piombo ed è rimasto sempre vivo con la giacca e sempre la bottiglia di alcol pronta. Wow, ha fatto fuori 2 uomini con un colpo solo, fantastico, 2 piccioni con una fava. You see there, Grandpa? Chi c'è? Come on. I'm getting flashbacks to that andiamo. wedding we worked in Aruba. Però non ci sto nei panni del nonnetto che deve essere scortato da questo stronzetto di Elvis Presley. Ecco, fatti il furbetto, un piacere che ti arriva una pallottola in testa, stronzo. Io la vedo brutta. Careful, my friend. That's blasphemy. Ehi, che mi ha sentito ragazzi. Entriamo. Ah, l'infermeria, bene, vedo qualche tovaglia, anche Ok, bro. qualche medicinale. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Violento Max. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Un po' di Dottor House. Ah, certo, ovviamente gli antidolorifici. Non è che prendo una bella benda. Ah, eccolo, eccolo qua. Here we go. Put the sleeve on, come on. Vediamo. Alright, Vediamo la ok, ferita, così. fatemela vedere. So what now? We make sure that the right clowns get the Oi, money. chi è? Merda, sono qui How do ragazzi. you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. Bene, potrebbe tenere per un po'. Ecco una bella pistolina. Una bella beretta della polizia. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back in such good shape. Poi, attenzione, tizi armati di fucili a pompa e pistoline. Dotati anche di collane e faccette da stronzo. Allora, probabilmente loro non sanno neanche che noi siamo qui, quindi abbiamo un lieto vantaggio su di loro. Stiamo molto attenti e cerchiamo di farli fuori nella maniera più rapida possibile. Abbiamo attiva la modalità Superman, quindi possiamo farli fuori in un batter d'occhio. Quindi pronti all'azione ragazzi, 3, 2, 1, via!
Non è stata molto efficace, però sono riuscito a tenermi vivo facendo fuori il primo nemico che trovavo davanti. Attenzione, altro pezzetto di antidolorifico. Giù. Ce li siamo sparati tutti in una volta. Bene. Livelliamolo di colpi a quest'altro stronzetto. Ottimo. Andiamo avanti, ci siamo spremuti un po' a dovere, però può andare bene. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Probabilmente nulla, ricarichiamoci di armi e munizioni. Abbiamo terminato tutti gli antidolorifici, quindi sarà molto duro avanzare, ragazzi. Vediamo un po' cosa fare. Bene, allora avanzeremo all'interno del complesso, all'interno del Madison Square Garden, all'interno del prossimo gameplay. Vediamo se possiamo sparare una bella pallottolina in testa a Elvis Presley che continua a prenderci in giro. E fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi. Ciao a tutti.